facevo parcheggietto con la macchina, poi lo devo a correre alla sport con lui, con le biciclette, mi piace camminare, tutte le altre cose. Visto, infatti ora, 2 giorni fa sono conosciuto una ragazza d'Alcamo, che si chiama Daniela. La ragazza? Sì. Solo che non avete combinato niente e quindi hai pensato di venire stranomulo siciliano per conoscere altre ragazze, giusto? Sì, aveva 21 anni, Daniela. Ah, Daniela c'ha 21 anni. Sì. Esatto. La tua ragazza ideale quanti anni dovrebbe avere? La maggior parte mi piace una dei 22, anche i 21 anni va bene. Più piccola no, perché poi io faccio i 33, lei ne aveva 19 no. Certo, poi la differenza è troppa naturalmente. Certo è troppo, mi piace una diciamo, anche più unica di me, però la maggior parte deve avere 21 anni, anche 22. E se invece è più grande? Più grande, cioè l'età più grande no, se è più grande no. Più grande di 21 anni, no? O poi diventa vecchia, diciamo, no? Certo, per me invece è una giovane, per dire che una cosa fresca poi praticamente. Sì. Un po' caldo che c'è, giustamente le cose fresche piacciono. Certo, è normale, mi piacciono cose fresche, le cose non sono buone non mi piace a me. Certo, dimmi un po', come altezza, quanto dovrebbe essere alta questa ragazza? Io sono 1,55 m, quindi anche 1,45 m, 50 va bene? Va bene. Cioè se è più alta? Se è più alta poi non è buona, perché io sono basso e lei è più alta no, non va bene. Quindi da 1,40 m a 1,55 m massimo, giusto? Sì, questa altezza va bene. Come la vuoi? Bionda, bruna, miscelata, come la vuoi? Io la voglio anche con le capelle castane. Mi piace a me, Bruna? Sì, bruna. Gli occhi come ce la dovrebbe avere? Gli occhi ce la deve avere anche azzurre. Anche? Sì, azzurre. Mi piace. Oppure marroncine. Quindi o azzurri o marroncini? Sì. Dovrebbe lavorare oppure non dovrebbe, assolutamente non conta, non so. No, a me mi piace anche che lei se anche lavora, però onestamente, tutte queste cose.